Il presidente della regione siciliana Schifani ha sollevato da tutti gli incarichi il dirigente Salvatore Iacolino, indagato dalla magistratura di Palermo. A Raffadali chiuso un centro scommesse dalla Polizia di Stato e incendiata la palestra della scuola Galileo Galilei. Assegnati i premi Claudio Crescenzo del Festival dei Bambini del Mondo. Rinviata oggi l'accensione del tripode per via del maltempo di ieri. Sabato e domenica ritornano i treni delle ferrovie dei Templi tra Agrigento e Porto Empedocle e La Valle. A Nadia Lauricella di Racalmuto il riconoscimento del presidente Mattarella di Cavaliere della Repubblica. Riprendono regolarmente la distribuzione dei microinfusori e dei dispositivi per i diabetici da parte dell'ASP di Agrigento. Rese note le nuove nomine e la destinazione dei sacerdoti da parte dell'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, i vescovi di Sicilia riuniti per la pace nel mondo. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 11 marzo, mercoledì. Il governo regionale, nella seduta di giunta straordinaria convocata dal presidente della regione Renato Schifani su proposta dell'assessore della salute Daniela Faraoni, ha sospeso Salvatore Iacolino dall'incarico di direttore generale del Policlinico di Messina, avviando nel contempo il procedimento della revoca di nomina. L'assessore regionale alla sanità ha dichiarato inoltre: do conferma delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'azienda universitaria Policlinico di Messina e quindi prendiamo atto della conseguente interruzione definitiva dell'incarico per via dell'indagine della Procura di Palermo, il servizio. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha sollevato dagli incarichi l'ex parlamentare europeo Salvatore Iacolino, originario di Favara, in primis quello che avrebbe ricoperto da oggi come manager del Policlinico di Messina. Gli era stato assegnato dalla dirigenza dall'assessorato alla sanità. Formalmente la Giunta ha deciso la sospensione delle funzioni e dello stipendio in attesa di avviare la procedura di revoca una volta che Palazzo Dorleans avrà ricevuto gli atti dalla Procura di Palermo. Durante le perquisizioni nelle varie abitazioni del manager, Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata nell'ambito di un'indagine su tangenti che un dirigente regionale avrebbe intascato da un mafioso agrigentino, sono stati trovati 90.000 euro in contanti. Il nostro assistito rimane fortemente sorpreso e amareggiato dalle accuse ingiuste e infamanti che gli vengono rivolte, affermano gli avvocati di Iacolino, Di Perio e Faro. Si dichiara totalmente estraneo alle contestazioni ricevute e conferma la fiducia nei confronti della magistratura, che siamo sicuri accerterà l'assoluta sua estraneità nella vicenda in questione. Al contempo il dottor Salvatore Iacolino, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dell'istituzione rappresentata, si è dimesso con effetto immediato dall'incarico di direttore generale del Policlinico di Messina. Secondo i magistrati della DIA di Palermo, guidati dal procuratore Maurizio De Lucia, il manager avrebbe messo a disposizione del boss di Favara, suo compaesano Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa, l'influenza e la rete di relazioni costruite grazie alla posizione ricoperta alla Regione come dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute e la sua esperienza politica, contribuendo al rafforzamento del clan di Favara. All'ex deputato i pubblici ministeri contestano di aver sostenuto gli interessi economici del favarese e dei suoi uomini come l'imprenditore Giovanni Aveni, dando loro informazioni su procedure amministrative in corso o agevolando incontri con altri importanti funzionari manager come quello dell'ASP di Messina, Giuseppe Cucci, la vicepresidente della Commissione Antimafia Siciliana, Bernadette Grasso, e il capo della Protezione Civile, Salvatore Cocina. La Procura di Palermo, che ha chiesto e ottenuto l'arresto per corruzione al dirigente regionale Giancarlo Teresi e del boss di Favara Carmelo Vetro, coinvolti nell'indagine su presunte mazzette in cambio di
di lavori per la società del capomafia, aveva chiesto le misure cautelari anche per altri 4 indagati: Salvatore Vetro, fratello di Carmelo, Antonino Lombardo, amministratore di una società che per l'accusa sarebbe di fatto riconducibile al boss Giovanni Aveni, imprenditore, e Francesco Mangiapane. Sulle istanze della procura il GIP deciderà dopo gli interrogatori preventivi fissati per il prossimo 20 marzo. Chiusura di un centro scommesse a Raffadali dopo un controllo amministrativo da parte della Polizia di Stato e Servizio. Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza un provvedimento di sospensione dell'attività relativa a un esercizio di raccolta scommesse sito nel comune di Raffadali. Il provvedimento di oggi, eseguito dalla squadra amministrativa della divisione della Polizia e Sociale della Questura di Agrigento, è scaturito da una mirata attività di controllo effettuata dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha interessato un esercizio di raccolta di scommesse regolarmente munito di licenze di polizia per effettuare tale attività per conto di una società titolare di concessione statale. L'attività di controllo permetteva di accertare che l'esercente effettuava negli stessi locali, oltre quella di raccolta scommesse autorizzata per conto di una società munita di regolare concessione dello Stato italiano, anche l'attività abusiva di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker privo di concessione statale e di conseguenza licenza di polizia. L'attività relativa al predetto esercizio pubblico è stata sospesa in data odierna per 30 giorni. Il sopranarrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore autorità provinciale di pubblica sicurezza del potere di sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio nei casi di abuso da parte del titolare, avendo lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini e il ripristino dell'esercizio legittimo delle attività. Le fiamme hanno carbonizzato mobilio e attrezzature sportive. Ignoti vandali nella notte tra lunedì e ieri hanno incendiato la palestra della scuola media Galileo Galilei di via Venezuela Raffadali. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo, mentre i militari dell'Arma hanno invece avviato le indagini per tentare di identificare i piromani. Chi ha agito non è entrato nella scuola media ma solo nella palestra, chiusa e attualmente inagibile attraverso un buco presente sulla parete. Donna uccisa di 50 anni in casa, arrestato l'ex compagno. Nuovo femminicidio ieri sera a Messina. Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo. Il corpo è stato scoperto intorno alle 20. Sul cadavere sono stati riscontrati numerosi segni di coltellate. L'arma del delitto, un coltello, è stata successivamente rinvenuta dalle forze dell'ordine vicino a un cassonetto dei rifiuti, a poca distanza dall'appartamento della vittima. A fare la drammatica scoperta è stata la figlia della donna, preoccupata perché la madre non rispondeva alle telefonate. È entrata in casa e trovata la madre senza vita. La giovane ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale. Già nella tarda serata di ieri un uomo è stato accompagnato in questura per essere interrogato alla presenza del suo legale. Si tratta di Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima. L'uomo era tornato in libertà da poche settimane, dopo aver scontato un periodo di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Bonfiglio si sarebbe recato a casa della donna con l'intenzione di parlarle, forse per chiederle di riallacciare la relazione. Di fronte al rifiuto della ex compagna, avrebbe impugnato un coltello colpendola ripetutamente. L'uomo avrebbe confessato il delitto ed è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei condomini e nelle attività commerciali della zona per ricostruire con precisione i movimenti nelle ore precedenti al delitto. Dai primi accertamenti emerge inoltre che circa un mese fa la donna sarebbe stata aggredita dallo stesso Bonfiglio, episodio per il quale era stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. La vittima aveva inizialmente presentato denuncia, successivamente ritirata.
Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, il rapporto tra i due era segnato da frequenti tensioni, con separazioni e riavvicinamenti. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per i rilievi nell'appartamento, insieme al magistrato di turno e al medico legale, che ha effettuato una prima ricognizione sul corpo. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Avrebbe ingiuriato, minacciato e maltrattato l'ex moglie poiché non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne di Menfi, dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere siglata dal GIP del Tribunale di Sciacca. L'uomo avrebbe in più circostanze minacciato e aggredito l'ex coniuge. In occasione l'avrebbe pure minacciato con un coltello. La Procura della Repubblica ha chiesto e ha ottenuto l'arresto. A Messina 12 kg di cocaina nascosta nel sedile della macchina. Una coppia è stata arrestata. I carabinieri della compagnia di Messina Sud e del nucleo radiomobile del capoluogo peloritano hanno arrestato, nei giorni scorsi, in flagranza di reato, un 36enne già noto alle forze dell'ordine e la sua compagna 24enne, entrambi originari della provincia di Catania, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nell'ambito degli ordinari servizi di controllo svolti nelle aree adiacenti agli imbarcaderi, da e per la Calabria. I militari dell'Arma hanno sottoposto a verifica un'autovettura che si trovava a bordo di un traghetto proveniente da Villa San Giovanni, dopo che un'unità cinofila, transitando nei pressi del veicolo occupato dalla coppia, aveva segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito ai carabinieri di individuare un vano ricavato all'interno del sedile del passeggero, all'interno del quale erano stati occultati circa 12 kg di cocaina, suddivisi e sigillati in 10 confezioni di plastica. La sostanza, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, sarebbe stata destinata alla realizzazione di centinaia di dosi da immettere sul mercato dello spaccio al dettaglio. Nel corso delle attività, i militari hanno inoltre eseguito una perquisizione presso l'abitazione della coppia, dove sono stati rinvenuti quasi mezzo chilogrammo di marijuana, suddiviso in 10 buste, oltre a materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga. Al termine delle formalità di rito, l'uomo e la donna sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Messina, mentre lo stupefacente sequestrato sarà inviato al reparto investigazioni scientifiche, RIS, dei carabinieri per le analisi di laboratorio. Passiamo ora alle iniziative del Festival del Mandorlo in fiore in corso in questi giorni ad Agrigento. Al gruppo del Messico il premio Claudio Crescenzio, riconoscimenti da parte dell'Unicef, della Società Dante Alighieri, del Panathlon e della Fidapa relativamente al 23° Festival internazionale I Bambini del Mondo. Il nostro servizio. È stato assegnato al gruppo Compagnia Infantile del Messico il premio Claudio Crescenzio istituito dall'AIFA, Associazione International Folk di Agrigento, che promuove il Festival internazionale del folklore I Bambini del Mondo, giunto alla sua 23ª edizione, inserito nel contesto del 78° Mandorlo in fiore. Il gruppo messicano è stato premiato per la capacità nel trasmettere le proprie tradizioni popolari, unitamente ai valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze e i canti, per la grande empatia avuta con il pubblico. A consegnare il premio è il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, insieme a Giovanni Di Maida e Luco Crescenzio. Nel corso della serata, condotta dal presentatore del festival Giuseppe Moscato e da Rosi Mandacchia, sono stati consegnati anche riconoscimenti speciali conferiti dai partner dei Bambini del Mondo. Un premio speciale è stato conferito dal Panathlon International Club di Agrigento, riconosciuto dal CIO, che si dedica alla promozione dell'etica, del fair play, dei valori culturali dello sport come strumento formativo e di solidarietà, al gruppo Escuela de Formación Danza Folclorica Xayla Manzú della Costa Rica,
A consegnare il premio la dottoressa Antonella Attanasio, nonché presidente, e il past president Pasquale Mauro. Con la motivazione, il gruppo della Coscarica, con la grazia delle movenze e la purezza dei loro sorrisi, ha saputo trasformare l'arte della danza in un autentico messaggio di pace, attraverso gesti antichi e canti che raccontano la loro identità. Questi giovani interpreti hanno saputo unire tradizione e speranza, mostrando come il folklore possa diventare un ponte tra cultura e un linguaggio universale capace di avvicinare i cuori. Altro premio speciale della Fidapa di Agrigento è andato al gruppo Polish Folk Dance della Polonia, a consegnare la president Antonella Attanasio e la past president Cettina Sala. Con la motivazione, i bambini del gruppo della Polonia, con la leggerezza dell'infanzia e la profondità delle tradizioni antiche, hanno trasformato ogni passo in un seme di pace. Nelle loro danze vive il battito della terra, il ritmo dei nonni, la memoria dei gesti che attraversano i secoli. Eppure nelle loro piccole mani quei gesti si rinnovano, diventano promessa e futuro. Altra importante collaborazione con i bambini del mondo è quella della Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presieduta da Enza Ierna, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al festival, i quali esprimono a loro modo, con un disegno, un grafico, uno schizzo, cosa li ha colpiti particolarmente nella loro permanenza qui ad Agrigento e la loro partecipazione al festival. Il disegno premiato è stato quello della ragazzina Daria Dimitrova del gruppo Nessebar della Bulgaria. Carico di significati il momento dedicato all'Unicef Italia, da sempre partner di AICA. Il comitato Unicef di Agrigento, presieduto da Lilli Bruna, da diversi anni assegna la pigotta, la bambola simbolo della raccolta fondi Unicef, alla bambina e al bambino più piccoli del festival, Monica Ibarra Centeneo, 7 anni appena compiuti, del Costa Rica, Emiliano Robes Rojai, anche lui 7 anni, del Messico. Per i bambini del mondo questo momento assume un significato particolare, perché la pigotta si chiama Alice, il ricordo di una ragazza che non c'è più ed è volata in cielo. La serata è stata arricchita anche come ogni anno dalla presenza di artisti che in passato hanno collaborato con Claudio Crescenzio, papà del festival, cui è intitolato il premio. Un videomessaggio del Messico è arrivato da Valentina Buzzurro, una giovanissima attrice agrigentina che ha partecipato alcuni anni fa al Festival dei Bambini del Mondo, definita dalla stampa come l'astro nascente delle produzioni messicane, ma con il sangue siciliano. Quindi l'omaggio di Daniele Guastella, musicista, autore, compositore e cantante, che ha dedicato a Claudio Crescenzio al festival la sua ultima canzone, La pace che verrà. Il Festival dei Bambini del Mondo proseguirà con altri spettacoli dedicati alle scuole agrigentine. In programma oggi e giovedì al Teatro Pirandello e quindi il 14 marzo, con inizio alle 10:30 nella Valle dei Tempi, per la tradizionale tanto attesa passeggiata della pace e della fraternità. Ai piedi del Tempio della Concordia, i bambini del mondo che lanceranno il loro messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, leggendo alcuni passi di principi fondamentali della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. E sempre sabato sera, alle ore 16:30, presso i locali della Chiesa Madonna Provvidenza, la suggestiva preghiera interreligiosa ai popoli per la pace, dove i bambini del mondo, ognuno con la loro religione e la loro lingua, pregheranno per la pace nel mondo. E ieri, per via delle avverse condizioni climatiche, la cerimonia di accensione del tripode dell'amicizia e lo spettacolo dei droni Concordia Mundi non ha avuto luogo. L'evento si terrà nel pomeriggio di oggi dalle ore 17 in poi. A comunicarlo è il primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè. Come da tradizione, insieme alla festa del mandorlo in fiore, ritorna attiva nel pieno del proprio potenziale la ferrovia dei Templi Agrigento-Porto Empedocle nei giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo tra la stazione di Agrigento Centrale, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle succursale. Viaggeranno in totale 28 treni in nostro servizio. Come da tradizione, insieme alla festa del mandorlo in fiore, ritorna attivo nel pieno del proprio potenziale la ferrovia dei Templi Agrigento-Porto Empedocle. Sabato 14 e domenica 15 marzo
Tra la stazione di Agrigento Centrale, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale viaggeranno in totale 28 treni. Quello che potrebbe e dovrebbe essere, a nostro avviso, si legge nella nota di Ferrovie Caos, il servizio ottimale sulla linea Agrigento-Porto Empedocle con corse continue tra il capoluogo, la Valle dei Templi e il porto, risolvendo per sempre i problemi di mobilità locale. E per tale motivo auspichiamo che, come previsto dal contratto di servizio stipulato dalla Regione Siciliana e Trenitalia, il 2026 sia l'anno del ripristino del servizio ferroviario sulla Ferrovia dei Templi. In occasione dei treni quest'anno saranno espletati con materiale ordinario, considerata l'enorme affluenza prevista, l'800esco Parco Ferroviario di Porto Empedocle, con la sua esposizione museale di plastici ferroviari, e sarà visitabile da scolaresse, turistici e gruppi organizzati nei giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo. In particolare, sabato 14, l'offerta ferroviaria è prioritariamente dedicata alle scuole e alle comitive. Partendo dalle stazioni di Agrigento Centrale o Agrigento Bassa, sarà possibile raggiungere il Giardino della Colimbetra, porte d'accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi, a pochi metri dalla fermata del Tempio di Vulcano. Per le classi scolastiche che volessero organizzare delle visite guidate all'interno del giardino è prevista una tariffa agevolata pari a 4 euro e partecipare con gratuità per un accompagnatore per ciascuna classe. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Giardino della Colimbetra. E Nadia Lauricella, originaria di Racalmuto, è stata insignita al merito di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Le interviste al sindaco Lillo Bongiorno e a Nadia Lauricella. Nadia, vuoi raccontarci le fasi che ti hanno portata ad essere insignita Cavaliere al merito della Repubblica? Allora, sicuramente ricevere la chiamata da parte della segretaria è stata un'immensa emozione, difficile da realizzare, poi trovarmi lì accanto al presidente è stato un messaggio molto forte da metabolizzare, ecco. Significa che il mio lavoro svolto sui social è arrivato talmente in lungo e in largo, tanto da arrivare nel cuore del presidente. Cosa si prova a varcare la porta del Quirinale e trovarsi appunto a fianco del caro presidente Mattarella e ricevere appunto questa menzione? È un'emozione grandissima e soprattutto è stata sentita non solo da me, ma da parte della mia famiglia, dei miei amici e di tutte le persone che mi seguono. È stata un'emozione grandissima che difficilmente dimenticherò. Tu ci hai creduto sin da subito quando hai ricevuto la telefonata? Ma in realtà no, pensavo che si trattasse del call center, poi in realtà no, non era il call center. Sindaco, grande festa per Racalmuto per questa menzione che ha ricevuto Nadia Lauricella direttamente dal Presidente della Repubblica Mattarella. Grande onore, grande orgoglio, perché Nadia è Cavaliere della Repubblica al merito ed è un merito meritato, scusate la cacofonia, perché in effetti per tutto quello che è Nadia frattanto, ma soprattutto per tutto quello che fa, per quella che è stata la sua vita, la sua presenza nella società, per tutto quello che sta organizzando e per le tante persone, milioni di persone che riesce a muovere e a coinvolgere. Ovviamente come sindaco di questa città non posso che ripetere di essere veramente orgoglioso, oltre che felice e straordinario, e allora insieme alla giunta comunale abbiamo pensato, ecco, di fare questo piccolo riconoscimento anche qui in comune, anche perché per noi Nadia è una diretta collaboratrice di questa amministrazione comunale, perché come abbiamo avuto modo di dire più volte è stata nominata garante per i diritti delle persone diversamente abili. E quindi siamo strafelici, ci sentiamo partecipi ovviamente di questa onorificenza, ed è onorificenza che riempie di orgoglio
non soltanto noi, non soltanto l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, ma credo che l'intera città e, lasciatemi dire, l'intera Sicilia. Bravissima Nadia! Sulla candidatura unitaria di Michele Sodano a sindaco di Agrigento interviene oggi il segretario del Partito Democratico di Agrigento, Nino Cuffaro, affermando: in quest'anno di lavoro dell'area progressista abbiamo costruito un programma di governo dettagliato, condiviso, sempre aperto a nuovi contributi, che esprime molto bene la nostra visione della città futura e delimita chiaramente le alleanze politiche e le qualità della classe dirigente che vogliamo costruire. Possiamo mettere in campo chiarezza, originalità, apertura e vitalità nel modo di pensare, competenze, senso di responsabilità verso la comunità, idee precise sul futuro della città, donne e uomini in grado di gestire la cosa pubblica, il tutto, continua Cuffaro, condito dalla passione per l'agire collettivo e il piacere di esserci, di intestarsi una sfida per cambiare la città. Siamo in grado di offrire agli agrigentini un'alternativa alla mala politica. Il vice sindaco di Aragona, Franco Virone, a nome dell'amministrazione comunale, esprime soddisfazione per l'aumento delle ore dei lavoratori stabilizzati a tempo parziale. L'aumento dell'orario passa così da 21 ore settimanali a 26. Il servizio. Il vice sindaco di Aragona, Franco Virone, a nome dell'amministrazione comunale, esprime soddisfazione per l'aumento delle ore dei lavoratori stabilizzati a tempo parziale. L'amministrazione comunale di Aragona compie così un ulteriore passo avanti sul fronte del lavoro e dei servizi ai cittadini. Con la recente deliberazione di giunta è stato approvato l'aumento dell'orario settimanale per i lavoratori stabilizzati a tempo parziale, che passano così da 21 a 26 ore. Questo risultato, ha dichiarato il vice sindaco di Aragona, Franco Virone, è frutto di un'attenta valutazione delle condizioni economiche e giuridiche dell'ente. L'incremento delle ore consentirà non solo di offrire servizi comunali efficienti e tempestivi, ma rappresenta anche una boccata d'ossigeno per le buste paga dei lavoratori. È un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno, con impegno e professionalità, garantisce un buon funzionamento della macchina amministrativa. Il vice sindaco Virone aggiunge: sappiamo che questo è solo un primo passo, il nostro obiettivo resta quello di arrivare progressivamente al contratto pieno delle 36 ore settimanali per i dipendenti stabilizzati. Il vice sindaco ha inoltre ricordato che dopo la recente approvazione della delibera che consente la progressione di carriera ai lavoratori in possesso dei requisiti, l'amministrazione di Aragona è al lavoro per chiudere definitivamente la piaga del precariato ad Aragona attraverso la stabilizzazione degli operatori ASU. Tutti gli uffici comunali interessati, conclude Virone, stanno operando con grande impegno e senso di responsabilità per portare a termine questo percorso. A loro va il sentito ringraziamento dell'amministrazione comunale di Aragona e della cittadinanza. Linea alla regia per la pubblicità. Microinfusori e dispositivi per diabetici, ripristinata la piena assistenza nei distretti sanitari della provincia. A comunicarlo è l'ASP di Agrigento, il servizio. In riferimento alle recenti notizie riguardanti l'indisponibilità di microinfusori e dispositivi per il monitoraggio glicemico per i pazienti di diabete, la direzione strategica dell'ASP di Agrigento precisa oggi che da oggi l'assistenza è stata completamente ripristinata e tutte le tipologie di dispositivi sono nuovamente disponibili presso gli sportelli dei vari distretti sanitari. Il temporaneo ritardo, afferma l'ASP, registrato nelle scorse settimane non è stato determinato da una carenza strutturale dell'assistenza, ma dalla necessità di effettuare delle verifiche amministrative sulla piena trasparenza della gara di aggiudicazione relativa alla fornitura di dispositivi. Si è trattato di un passaggio tecnico indispensabile per garantire il corretto svolgimento delle procedure e la massima tutela dell'interesse pubblico. È importante, continua l'ASP nella sua precisazione, sottolineare come l'inconveniente ha riguardato esclusivamente una specifica tipologia di dispositivo, mentre le altre soluzioni terapeutiche sono rimaste disponibili e regolarmente distribuite.
Completate le verifiche previste, la situazione è stata definitivamente normalizzata. Tutti i microinfusori, i sensori e le altre tecnologie per la gestione del diabete sono ora nuovamente accessibili ai pazienti attraverso i canali ordinari dei distretti sanitari senza limitazioni. L'ASP di Agrigento ribadisce pertanto il proprio impegno a garantire continuità assistenziale, massima attenzione alle esigenze delle persone diabetiche, assicurando allo stesso tempo il rispetto delle procedure amministrative e dei principi di trasparenza nella gestione delle forniture sanitarie. L'obiettivo, conclude l'ASP, resta quello di offrire ai pazienti strumenti terapeutici aggiornati, sicuri e disponibili con tempestività affinché possano gestire la patologia nelle migliori condizioni possibili. Durante il convegno Architettura e Donna, analizzati i dati sulla professione, nell'Agrigentino solo il 32% degli iscritti all'ordine è donna e meno del 20% esercita la libera professione. Questo di quanto se n'è parlato a Casa San Filippo durante l'iniziativa promossa dall'Ordine degli Architetti e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo sul tema Architettura e Donna, stato della professione e prospettive future nelle pari opportunità. Le interviste. La giornata di oggi è stata organizzata per dare l'opportunità alla nostra comunità professionale di interrogarsi su quelle che sono le procedure di accesso alla professione e su come valorizzare le competenze e i talenti degli iscritti. In questo senso parlare di pari opportunità significa appunto valorizzare l'apporto di ciascun iscritto, ma significa anche pensare nell'ottica di progetti che siano più accessibili, più sostenibili, più aperti a tutte le categorie sociali. Questa giornata rappresenta un momento di confronto e di studio sulle pari opportunità però non visto esclusivamente dal punto di vista della parità di genere, ma con uno sguardo più ampio, anche pari opportunità per l'inserimento dei giovani architetti alla professione, pari opportunità per gli architetti che possono incontrare anche delle difficoltà, guardando il doppio aspetto, sia quello accademico che quello professionale, quindi due realtà che costruiscono una professione oggi si metteranno a confronto per vedere anche le strategie e migliorare la professione dell'architetto. L'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha reso noto le nuove nomine e destinazioni dei sacerdoti. Nel dettaglio, Don Pastor Megheni, vicario parrocchiale della parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini, Don Benjamin Milaua, vicario parrocchiale della parrocchia Santissimo Spirito di Cattolica Eraclea, Don Emanuele Massimo Musso, vicario parrocchiale della parrocchia Santissima Maria Maddalena di Sciacca, Don Angelo Luca Restivo, rettore della chiesa San Giuseppe di Sciacca. A Valverde i vescovi di Sicilia pregano per la pace del mondo. L'intervento del vescovo Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana Cesi, afferma la pace come risposta a chi alza la mano per distruggere. Anche nelle sconfitte della storia Dio continua a condurre il suo popolo. Sentiamo Monsignor Raspanti. Nella Pasqua di Cristo, nel dare la propria vita, nel finire a quel modo, nell'essere condannato a quel modo, da innocente, su di lui sembra abbattersi il giudizio del mondo. È il Cristo crocifisso e innalzato da terra che appunto giudicato, ucciso, in realtà giudica. Come abbiamo cantato, Cristo morto e risorto è la pace. E qui ricordo, perché mi colpisce, e penso non solo me, tutti quelli che oggi abbiamo letto la notizia. Ieri verso le 14 abbiamo letto che è stato ucciso in Libano un sacerdote maronita, credo, il quale ha detto poche ore prima, dichiarava alla televisione: noi non abbiamo armi, le nostre armi sono la fede, il desiderio di pace e la speranza della risurrezione. Lui è ucciso, ma mi sembra che in lui, come negli altri che non hanno voce e sono altrettanto uccisi così, per rimanere a custodire la terra dove sono nati, lui è stato ucciso, ma la sua vita, le sue parole
e la sua testimonianza giudicano il mondo, giudicano chi alza la mano per distruggere. Ecco perché anche noi siamo qui a chiedere perdono e a invocare dal Signore il coraggio di deporre il mondo dai nostri cuori. E tra le segnalazioni arrivate alla nostra redazione c'è quella relativa alla scalinata che collega via Giovanni XXIII e via Picone, attualmente in condizioni di totale abbandono, con erbacce alte. Giriamo agli organi competenti nella speranza di un intervento tempestivo in nostro servizio. Tra le segnalazioni pervenute alla nostra redazione verso le autorità competenti c'è quella relativa alla scalinata che collega via Papa Giovanni XXIII con la via Picone, che si presenta attualmente in condizioni di scarsa cura e manutenzione, con numerose erbacce presenti lungo tutto il territorio, alcune delle quali molto alte. Si tratta di un collegamento pedonale utilizzato quotidianamente da cittadini e visitatori, che in questo momento appare trascurato e poco decoroso. Una situazione che soprattutto in questi giorni meriterebbe maggiore attenzione. E proprio ieri ad Agrigento si è svolta la prima giornata della festa del mandorlo, un evento di grande richiamo che sta portando in città tanti visitatori. In un periodo così importante per l'immagine e l'accoglienza della città, luoghi pubblici e percorsi pedonali dovrebbero presentarsi nelle migliori condizioni possibili. Per questo motivo sarebbe opportuno intervenire al più presto con una squadra di operatori incaricati della manutenzione del verde urbano al fine di ripulire la scalinata dalle erbacce e restituire il decoro e la sicurezza a questa via. Noi, raccogliendo la segnalazione dei cittadini, provvediamo a trasmettere quanto evidenziato agli organi competenti nell'auspicio di un intervento tempestivo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.